Sicuramente è una soluzione che ci garantisce il lavoro perché altrimenti ci sarebbero altre problematiche. È sicuramente un aggravio e una fatica, anche un costo. I pro e i contro della misura sono elencati da Massimo Albanese, maestro pasticcere di Sant'Angelo e presidente di categoria. Qui nel suo locale con annesso laboratorio artigianale tutti e 9 i dipendenti sono provvisti di Green Pass e i controlli, anche nei confronti dei fornitori, sono serrati. A occuparsene Lorella, individuata come preposto. Un registro dove viene annotato appunto la data, è proprio molto, diciamo, eccolo qui, è anche abbastanza minuzioso, data ora con tutti i dati, con la mia firma e anche la firma appunto, quindi è una responsabilità, ecco. Nonostante l'ulteriore aggravio, sembrano non esserci stati intoppi nei locali e nelle piccole attività della marca, dove la certificazione verde per i clienti è già realtà dal 6 agosto. Lo conferma Andrea Penzoiello, barista del centro e presidente di Veneto Imprese Unite. I nostri dipendenti li abbiamo verificati tutti quanti, è stata una proforma perché, come dicevo, siamo sicuri che si sono già vaccinati da mesi, perché comunque anche noi l'abbiamo visto, siamo tutti giovani, siamo quasi tutti quanti intorno ai 30 anni, abbiamo visto come un'opportunità per poter tornare a vivere, a viaggiare, il discorso di vaccinarci. Secondo me è uno strumento un po' pasticciato. Però se questo è, noi ci adeguiamo, anche perché appunto essendo tutti vaccinati non abbiamo nessun problema né nell'esibirlo né nel conseguirlo, insomma. Tommy non era valido, quindi può lavorare. Valido, quindi anche lei può essere in servizio da noi da oggi in poi.